Siete sul canale 19 di TVM Palermo, bentrovati con la seconda puntata di Penalty, la puntata settimanale dedicata al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Siamo in onda il giovedì sera a partire dalle ore 22. In questa puntata comunque parleremo anche di Serie D perché si è giocata una partita importante, un ottavo di finale, quello tra Regina ed Aciliare. Abbiamo anche il risultato finale della vittoria per 2-0 dell'Acragas nei confronti del Paternò nel recupero di Serie D, ma abbiamo anche i risultati riguardanti la Coppa Italia del campionato di eccellenza. Eccola qua la schermata per quanto riguarda la Coppa Italia, vittoria finale dell'Enna grazie ai calci di rigore. È tempo di ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. Allo stadio Reste Granillo si entra nel vivo della competizione con la sfida tra Regina ed Enna. Amaranto che hanno eliminato la Gelbison, Enna che invece vuole viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo in campionato. Sul campo della Vibonese si parte con Giulio Dori, Regina che ci prova dopo un minuto, pallone alto dopo 2 minuti però. In area di rigore, rotella va di Mancino, tiro sporcato, arriva Otero che la gira e probabilmente fa il gol più importante fin qui della sua carriera. 0-1 tra Regina ed Enna, è un gol che sa di storia per i gialloverdi. Minuto 10, la Regina cerca la reazione con cross di Forcinidi, viene allontanato da Espasa, match winner del weekend in casa della Vibonese. Minuto 20, qualche problema per Sena, entra Guadalupo. Minuto 42, Relenu a sinistra, salta il diretto avversario, prova a metterla dentro per Michel Perry che va alla conclusione spaccata. Ultimo tocco di Demolion che mette in calcio d'angolo. Finisce così il primo tempo allo stadio Granillo. Regina 0, Enna 1. Possiamo partire col film della ripresa ma solo cambi. Nella prima parte di gara, 55esimo Cicirello per Luscia, 61esimo Aperi per Nardella, 73esimo Calombola per Otero, 75esimo questo intervento su Peri in area di rigore, costa un calcio di rigore e costa il pareggio della Regina. Arriva infatti la firma di Barranco che fa 1-1 e porta tutti ai calci di rigore. Inizia la sfida dal dischetto con il gol di Guadalupo, avanti l'Enna, poi Rossetti ma para Simeoli col piedone. Il portiere si rivelerà un grande protagonista, prima però Cicirello spiazza nettamente il portiere, dicevamo di Simeoli ancora decisivo su Perry, qui fa una super parata, l'estremo difensore giallo-verde tocca ad Aperi, nuovo arrivato in casa Enna, bagna alla grande il suo esordio. Salandria per accorciare per la Regina che prova a restare aggrappata alla qualificazione. Bello il suo calcio di rigore, ma c'è ancora un nome da scrivere sulla storia di questa partita. È quello di Amenta che è glaciale dal dischetto, lo realizza e manda l'Enna tra le 8 più forti d'Italia. Coppa Italia Serie D allo stadio Granillo e vittoria dell'Enna che batte la Regina ai calci di rigore. Parliamo anche del recupero del campionato di Serie D, si è giocata ieri la partita tra Acragas contro il Paternò, vince la squadra agrigentina per 2-0. Sì, io ho fatto i complimenti ai giocatori non tanto anche per la vittoria chiaramente, però per l'atteggiamento che hanno avuto. È vero che domenica abbiamo dato l'impressione di non avercela perché di fronte avevamo praticamente una squadra che fa un altro sport rispetto a noi, però devo dire che oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione dal punto di vista dell'applicazione, della convinzione di voler vincere questa partita a tutti i costi, gente che si è sacrificata a fare un ruolo che non ha mai fatto come Grillo esterno, come quinto. Ecco, quando c'è massima disponibilità così da parte di tutti si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Ora però non ci montiamo la testa perché è una boccata d'ossigeno che ci serve per vedere meglio il futuro, però la strada è lunga e la società sa cosa deve fare. Oggi sicuramente era un risultato importante da fare per tante cose, per
per i giocatori, per i punti, perché la classifica veramente cominciava a far paura. Ora siamo quasi a un punto, mi sembra, però insomma non la guardiamo, dobbiamo assolutamente cercare di mettere la società, sa dove deve muoversi, quanto prima. Cioè, domenica io penso che dovevano esserci qualche giocatore nuovo, se no diventa difficile andare avanti. Tutto quello che hai fatto di buono oggi probabilmente domenica te lo rimangi, quindi la società deve fare qualcosa di qui a domenica, assolutamente. Quando sei così a rincorrere, quando sei così, per dire come oggi sinceramente c'erano pochi giocatori per poter fare dei cambi, non è che potevo buttare dentro tutti i ragazzini, perché già si è giocato con 2 ragazzini in più. Dobbiamo mantenere equilibri, è chiaro che un pochino la fortuna ci ha dato una mano, però insomma non è che abbiamo sofferto tantissimo, tranne un paio di tiri in diagonale, però è vero, è rischioso perché poi alla fine tutto quello che fai te la buttano dentro e ti devi accontentare. La squadra sapeva l'importanza di questa gara, l'abbiamo preparata in 2 giorni, dopo aver preso, come dice il mister, una manata in faccia, 5 gol a Siracusa. E penso che oggi hanno dimostrato, al di là del risultato, della prestazione, di aver lottato per 96 minuti indistintamente tutti, sia chi era in campo che chi era fuori dal campo. Stiamo parlando con i procuratori, 2 o 3 trattative sono abbastanza avviate, qualcuno potrebbe arrivare già tra domani e dopodomani, però se non c'è il nero sul bianco è inutile che vi faccio dei nomi, però una cosa è certa. Stiamo lavorando H24 insieme al mister per individuare quei profili che possono aiutare questi ragazzi che ci sono qua ad Agrigento. Sia io che la squadra, che i tecnici, che la piazza, io ne so quante voi. Io so che c'è una nuova una nuova maggioranza che dovrebbe arrivare ad ore. Noi siamo qua ad attenderli a braccia aperte. Quando arriveranno ci metteremo tutti a disposizione della nuova maggioranza, ma questo non vuol dire che c'è la nuova maggioranza e il dottore Deni non esiste più. Si parla di maggioranza, non è un passaggio di proprietà. Perciò le rispondo dicendole siamo qua in attesa. C'era stata anche una call del nuovo gruppo con la squadra che li ha voluti salutare. Però ad oggi attendiamo che arrivano. Sicuramente sono degli imprenditori iper impegnati con le loro aziende, ma noi, ripeto, siamo qua, continuiamo a lavorare, il mister e i ragazzi sul campo e io cerco di fare il mercato che serve all'Agragas. Io ritengo che la vittoria di oggi li abbia anche rincuorati e quindi se c'era qualcuno che cercava di prendere tempo perché non credeva a questa squadra, io dico che dopo la prestazione di oggi molti si avvicineranno già domani mattina per concludere, come diceva Cammarata, mettere nero su bianco. Perché fino a quando non si conclude sono solo parole, diceva una canzone. Le novità sono diverse, uno è Favarin, l'altra novità che voi ancora oggi ora non avete capito, i secondi tempi che l'Agragas non aveva mai avuto e che oggi ha dimostrato un secondo tempo per la prima volta in questa stagione entusiasmante. Se queste novità sono tutte positive, io dico che sono anche abbastanza ottimista per la conclusione dopo questa incoraggiante vittoria, affinché i nuovi soci concludano nelle prossime 24 ore ciò che avevano già promesso, ciò che avevano già parlato con il patron Deni. Ieri si sono giocate anche le 2 semifinali per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza, eccola qua la schermata con la vittoria dell'Unitas Sciacca 3-1 contro il Città di San Vitolo Capo, ma soprattutto la vittoria fuori casa del Città di Avola 2020 contro il Vittoria. La squadra siracusana vince per 1-0.
Bentrovati a tutti gli sportivi amanti dell'Unitas Sciacca. Questa è una semifinale storica, mai una squadra saccense era arrivata così nella competizione della Coppa Italia di eccellenza. In palio c'è la finale di Paternò, ma prima c'è l'ostacolo San Vito Lo Capo. 180 minuti tutti da vivere, 90 minuti qui al Gurrera, poi gli altri 90 il 18 dicembre ci sarà appunto il ritorno, lì poi si deciderà chi passerà il turno. Invece per quanto riguarda l'altra semifinale si giocano appunto la finalissima di Paternò, Avola e Vittoria. Cari in ripartenza. Ancora lo Sciacca in avanti con Galfano, questa è un'occasionissima, il tiro e nulla da fare. Pallone in verticale, la Vardera che ha segnato a Gela. Attenzione a Chebba. Non eccediamo troppo nella fiducia, nella costruzione dal basso. Ancora un errore, Bulades sulla destra mette in mezzo e c'è la traversa. Attenzione il San Vito, tutto da solo e c'è il gol, tutto da solo. La Vardera che porta in vantaggio il San Vito Lo Capo, questa al 15° minuto del primo tempo, un gol del tutto inaspettato, però qui la difesa dello Sciacca si è fatta trovare un po' impreparata. D'Amico per Cari, svirgola il giocatore, poi il Gol di Cari, davvero emozionante, pareggio immediato dello Sciacca. Lo avevo detto, bisogna coinvolgere Cari perché lo vedo, è in partita fin dall'inizio. Gran gol di Cari. Licata da corner, la palla per Cipolla e vola pizzolato. Margheritini di testa per Cari, sempre pronto, se ne va Cari, però è contrastato da Voix. Ancora Cari che tenta di superare il diretto avversario, la palla è di nuovo in mezzo, D'Amico, pizzolato, fa il miracolo. Poi D'Amico in verticale per il solito Cari che si avventa su ogni pallone, contrastato da De Santis. Galfano ed è gol Fabio, terzo minuto, 2-1 di Galfano. Licata sul pallone, poi Erbini contrastato dal solito Avois. Teniamola lì. Ancora bellissimo lo stacco di Telegol. Il gol adesso tenteremo di capire di chi è, ma credo Genco. E al 91esimo Erbini ha messo il pallone in mezzo. Bellissimo stacco di testa ed è finita. Lo Sciacca vince 3-1 sul San Vito Lo Capo. Appuntamento naturalmente alle prossime partite. Domenica c'è Sciacca Gela. Stadio Gianni Cosimo di Vittoria, questo è il Prato Verde che ospita la semifinale d'andata della Coppa Italia d'Eccellenza. I biancorossi affrontano il Città di Avola per un big match d'assoluto livello. Entrambi in piena bagarre per la vittoria del girone B si trovano di fronte anche per il prestigioso torneo regionale. I padroni di casa sono reduci dal pareggio in trasferta sul campo della Leonzio. La compagine ospite invece è stata vittoriosa nella sfida di cartello contro il Modica. Arbitra la partita il signor Giuseppe Asaro, sezione di Marsala, coadiuvato dagli assistenti Francesco Diventi e Francesco Conti, entrambi della sezione di Enna. Tutto pronto allora per il film del primo tempo dallo stadio Gianni Cosimo. Le emozioni iniziano al 13° con l'Avola che attacca, Diop mette in avanti per Argentino, la tocca di prima intenzione per Ramella, sombrero al difensore in area di rigore, prova a portarsela sul mancino, interviene invece un compagno che calcia e c'è un tocco con la mano di Sferrazza e ben appostato il direttore di gara indica il dischetto, calcio di rigore, va
Ricca riesce a intercettare e si conferma specialista Cirnigliaro, ma alla fine il tapin vincente è quello di Montagno e vale lo 0-1 della città di Avola in questa andata di Coppa Italia d'Eccellenza. Rivediamo qui il tocco di Montagno che sblocca così il risultato al 26esimo. Il Vittoria cerca la reazione con la punizione dalla sinistra di Lo Nigro, è un corner corto, colpo di testa di Sferrazza in bocca a Santillo, minuto 45, calcio di punizione corto di Lo Nigro per Tomasello, l'imbucata a sinistra per Iezzi, 1 contro 1 con l'avversario, poi conclusione improvvisa esterno della rete. Finisce così il primo tempo al Gianni Cosimo, Vittoria che insegue il Città di Avola avanti dal 14esimo grazie al gol di Marco Montagno. Partiamo con il film della ripresa, minuto 51, il Vittoria cerca subito il gol del pareggio, calcio d'angolo prolungato in mezzo dove arriva la conclusione sotto misura di Sferrazza, anche la sfortuna sulla strada dei biancorossi. Rivediamo il perfetto tocco sul primo palo di Sanchez e poi in acrobazia Sferrazza colpire il legno, dall'altra parte Fratantonio, sinistro masticato, ci mette comunque il guantone Cirnigliaro. Minuto 59, entra di Giacomo per Tomasello al 60esimo e nuovamente l'Avola che prova a graffiare, stavolta dalla sinistra, cross di Fratantonio, conclusione che si perde alta. 68esimo, dentro fortunato per Leggio, passano 3 minuti, il neoentrato riceve da Esposito, va a calciare col mancino, non può impensierire Santillo. Minuto 73, il Vittoria ancora con un traversone dalla destra all'indirizzo di Agudiak, la sua torsione, il pallone finisce fuori ma era tutto fermo per fuorigioco. Minuto 78, entra Ardes per Martignetti all'80esimo, l'ultima chance per il Vittoria per evitare la sconfitta. Lo Nigro per Agudiak di testa tra le braccia di Santillo. Finisce così allora al Gianni Cosimo il primo round di questo turno di Coppa dell'Eccellenza. Va al Città di Avola che va a violare il campo del Vittoria, 0-1, decide il gol di Montagno. E passiamo adesso ai risultati domenicali del campionato di promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata la 12ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Bagheria Calcio Borgetto Giardinello 2-2, 90-011 Bagheria, Alcamo 1928 0-0. Margheritese batte Sport Palermo 3-0, Montelepre batte Cus Palermo 2-1, Fulgatore batte Regina Mundi 1-0, Aspra batte Renzolo Piccolo 3-1 ed infine vittoria fuori casa del Mazzara contro il Valderice. Guardiamo subito la classifica di questo girone A, dove abbiamo ancora la conferma per il Bagheria Calcio al primo posto con 29 punti, con 28 Montelepre, 26 punti Regina Mundi, con 19 Cus Palermo, 18 punti per Aspra ed Alcamo 1928, 16 punti Sport Palermo, con 15 Borgetto Giardinello, Fulgatore e Margheritese, 12 punti per il 90-011 Bagheria, 10 punti Mazzara, 6 punti per Valderice Calcio e Renzolo Piccolo. Adesso voltiamo pagina perché dobbiamo parlare subito del girone B. Anche qui 12ª giornata, subito la schermata. Messana 1966 batte Atletico Messina 8-0, San Fratello Acquedolcese batte Orlandina Calcio 1-0, vittoria della Sant'Angiolese 4-1 contro la Nuova Rinascita, Valdinisi Calcio batte Aluntina 3-1, pareggio tra Città di Mistretta e Monforte San Giorgio 1-1, Promente Calcio batte Città di Villafranca 3-0, Città di Galati batte Sant'Alessio 2-0. Continua il testa a testa tra Mistretta 1966 e San Fratello Acquedolcese, ma la squadra messinese del Messana continua ad essere leader di questo girone B del campionato di promozione. Eccola qua la classifica. Messana 1966 32 punti, 29 San Fratello Acquedolcese con 24 Città di Mistretta, 21 punti Monforte San Giorgio e Città di Villafranca con 20 Promende Calcio, 19 punti per Valdinisi Calcio ed Orlandina Calcio, 11 punti Atletico Messina, 9 punti Città di Galati, con 8 Nuova Rinascita. Chiudono la classifica l'Aluntina con 4 punti ed il Sant'Alessio con 2 punti.
finisce con un pari per 1-1 e con la sfida che vede subito il Mistretta sfiorare il vantaggio con Salerno, la cui conclusione da centrocampo è fermata solo dalla traversa. Il vantaggio lo trova invece il Monforte al minuto 2 quando Capitan Bartuccio raccoglie il cross da destra e dal limite dell'area non perdona Faillaci, firmando così l'1-0 per i neroverdi e che gli vale come terzo sigillo in campionato. Insiste la squadra di Cambria che avrebbe subito dopo anche la chance per il raddoppio, ma Bartuccio spara alto il servizio di Isgro. Poi però il Mistretta inizia a spingere dopo la conclusione di Salerno, respinta da Campanella, quella di Gambino disinnescata ancora dall'estremo neroverde. I biancoazzurri acciuffano il pareggio al minuto 17 quando il solito Salerno riprende la difettosa parata di Campanella e grazie anche alla sfortunata deviazione di Trimboli riporta la sfida in parità, facendo così Mistretta 1 Monforte 1 e per Salerno si tratta della 10ª rete in campionato. Il Monforte però non ci sta e si riporta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio che non trova prima per la decisiva parata di Faillaci sul destro da parte di Isgro e poi per la poca precisione dello stesso Isgro che ben lanciato in porta da Bartuccio calibra male il pallonetto graziando l'estremo biancoazzurro. Anche nella ripresa il Monforte prova a colpire ma i tentativi di Bartuccio e Rasà non centrano di poco lo specchio della porta. Bersaglio che i neroverdi non trovano nemmeno al minuto 85 quando Isgro serve in mezzo Rasà che non arriva alla deviazione per centimetri. Nel finale però è il Mistretta ad avere due grandi occasioni per centrare la vittoria, ma l'incrocio dei pali ferma la bordata di Salerno e poi sulla linea Assensio salva il risultato, mentre il colpo di testa di Gambino si perde alto sulla traversa. Con questo pareggio il Mistretta sale in classifica a quota 24 punti e si conferma al terzo posto, mentre il Monforte si porta a 21 in quarta posizione e centra così il settimo risultato utile di fila. Tempo di stracittadina nel girone B del campionato di promozione. La 12ª giornata propone infatti la sfida tra Messana e Atletico Messina. Sul sintetico del Sorbello Stadium la squadra di mister Cosimini cerca la 10ª vittoria in campionato per consolidare la vetta e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Di fronte ci sarà un Atletico Messina reduce dallo 0-0 contro la Sant'Angiolese, affamato di punti pesanti per allontanarsi dalla zona play-out. Arbitra l'incontro il signor Asmario, sezione di Catania coadiuvato da Elena Sed, anche lei di Catania, e Matteo Marino, sezione di Messina. Prima del fischio iniziale viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Lorenzo Arrigo, ex dirigente della Messana, scomparso ieri. Tutta la nostra redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari. Possiamo partire con il film del primo tempo. La Messana si schiera con Ferrara, Tricamo, Ardiri, Fragapane, Giosuè Bonasera, Ferraù, Gargiulo, Rizzo, Giuseppe Bonasera, Barbera e Ventra. 17 di gioco, prima occasione, primo gol. Rizzo su calcio di punizione dai 22 metri batte così Previti, trova l'angolino basso, ci sta esattamente 106 minuti a trovare la prima rete con la maglia della Messana. Dopo infatti 90 disputati contro l'Orlandina arriva il primo sigillo in giallo-rosso. A battute resistenze biancazzurre ancora una volta in zona offensiva la Messana quando siamo al 22esimo. C'è un recupero palla su passaggio errato di Calapai, sfera che finisce allora a sinistra dove Barbera punta l'avversario, avanza, non esce nessuno e allora irrompe in area di rigore col dribbling secco, il triangolo con Gargiulo, il piattone sul palo più lontano e 2-0 Messana. Il gol di Cristian Barbera alla terza firma in campionato. Rivediamo a rallenti la combinazione con Gargiulo, si gioca nello stretto e poi la conclusione a battere Previti in uscita, minuto 24. Padroni di casa arrembanti, stavolta a destra con Trigamo, trova il servizio per il compagno Ventra a lungolinea, si chiude il triangolo, Trigamo mette in mezzo, c'è una deviazione, irrompe a centro area Giuseppe Bonasera, il gol alla fine è il suo e vale il 3-0, ma tutti ad abbracciare il difensore Stefano Trigamo che quasi festeggia come se l'avesse fatto lui. Minuto 28, ancora Trigamo che ci ha preso gusto.
riceve il pallone, vede spazio, conclude dalla distanza, Previti in qualche modo riesce a mettere in calcio d'angolo. Al 34esimo la Messana, dopo una serie infinita di passaggi, trova la quarta rete di questo incontro. Da Rizzo per Ferraù, lo scambio con Gargiulo, gioco allargato a sinistra dallo stesso Ferraù dove c'è il compagno Fragapane, avanza Fragapane, chiede lo scambio e lo ottiene con Barbera, mette il pallone in mezzo, letteralmente la Messana con il pallone dentro la porta. Grazie a Ventra, aggiorniamo le statistiche, sono 12 gol in 12 partite. 42esimo, avvia l'azione Giosuè Bonasera, ancora Rizzo a cercare a sinistra Giuseppe Bonasera, incertezza difensiva, inserimento in area di rigore, è sinistro che vale la quinta rete. Già nel primo tempo la Messana chiude virtualmente il discorso contro l'Atletico Messina. Di lì a poco infatti arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Messana 5, Atletico Messina 0 tra primo e secondo tempo. Allora mister Cosimini pensa a due cambi, dentro infatti Anthony Arena e Crisafulli, fuori Fragapane con la fascia di capitano oggi e Barbera. Al 47esimo però non sembra cambiare il copione, schema su calcio d'angolo, Ferraù da Gargiulo, l'inserimento di Giuseppe Bonasera, il pallone all'indietro per il colpo di prima intenzione di Peppe Rizzo che fa doppietta e cala il gol del 6-0 in apertura di ripresa. Passano 60 secondi, la Messana trova ancora il gol, stavolta Rizzo fa l'assist per Anthony Arena, sospetta la sua posizione di partenza, salta Previti e trova la settima gioia di questa gara. Da lì in poi si abbassano notevolmente i ritmi in via Polveriera. 52esimo, ancora un doppio cambio, staffetta tra i pali, dentro Crupi, fuori Ferrara, entra anche Viscuso al posto di Peppe Rizzo. Minuto 58, spunto dello stesso Viscuso che mette il pallone a destra per Giosuè Bonasera, non si allarga, piuttosto sterza il suo sinistro debole, trova però la mano di Previti a respingere. Minuto 59, attacca l'Atletico Messina, rimessa laterale per Cappello, linea di fondo per lui, salta il primo avversario, salta anche il secondo, in qualche modo all'indietro, Calapaia, botta sicura, la respinta di un difensore, poi va Santa Maria, l'ultimo tocco in area di rigore è quello di Cuscinà che la mette direttamente sul fondo. Minuto 60 è Gargiulo insieme al compagno Arena a recuperare il pallone con questo pressing. Gargiulo che lancia lo stesso Arena, una deviazione favorisce l'attaccante che entra in area di rigore, c'è un presunto tocco irregolare, c'è qualche protesta di Arena che invece si becca soltanto il cartellino giallo per proteste. 65esimo esordio in prima squadra per il classe 2008 Alberto Boncordo, 75esimo ci mette Crupi del suo per armare l'offensiva dell'Atletico Messina, poi è brava a recuperare sullo stesso Di Natale. Minuto 76, calcio di punizione, gol della bandiera trovato da Di Natale in posizione di fuorigioco secondo l'assistente, per usare un eufemismo non è d'accordo. Minuto 81, Boncordo al limite dell'area di rigore prova a orchestrare la manovra servendo in orizzontale Arena, palla alta oltre la traversa, ennesimo recupero palla al minuto 85 di Gargiulo, il passaggio in verticale dove Ventra deve soltanto appoggiare col piattone, il gol dell'8-0 anche per lui è doppietta, 13 in 12 partite, finisce così al Sorbello Stadium di Visconti. La Messana rimane prima in classifica e risponde al successo in contemporanea per 1-0 del San Fratello Acquedolcese sull'Orlandina. È tutto allora, un cordiale saluto e appuntamento con l'ultima giornata del girone d'andata settimana prossima, Villafranca contro Messana. Voglia di riscatto e l'obiettivo di non mollare. In casa città di Villafranca c'è la sfida contro la Promende sul sintetico del Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mena. Va in scena la 12ª giornata del girone B di promozione, un turno importante per entrambe le compagini che ammiscono alle zone nobili di classifica. I padroni di casa sono reduci dal pareggio contro il fanalino di coda Polisportiva Sant'Alessio. Di contro i biancoverdi devono cancellare il pesante KO contro il Città di Mistretta. Anche a Santa Lucia del Mela viene ricordata la memoria di Lorenzo Arrigo, ex dirigente tra le altre anche dello stesso Villafranca. Possiamo partire col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Francesco Morabito. Dopo 2 minuti Marco Mazzeo cerca Marco Libro, conclusione al volo di prima intenzione del numero 7 che sorvola l'incrocio, risponde al nono la Promende con Cambria che mette il pallone a destra, D'Arigò cerca sul secondo palo Soué di prima intenzione, gran parata quella di Giuffrida. Al 15esimo è sempre Promende, Soué in area di rigore da D'Agostino che trova la rete, tutto fermo per posizione di fuorigioco
gioco. Al 22esimo Città di Villafranca, calcio d'angolo a pescare il colpo di testa di Marco Mazzeo, dall'altra parte non trova il secondo palo, minuto 28, Malan va da Yakubu, conclusione con il destro in diagonale, non trova la porta, ancora Yakubu quando siamo al 29esimo, salta due avversari, poi la butta abbondantemente fuori, minuto 40, qualche problema per Lavina, esce infortunato al suo posto Guccione, 42esimo, Bonasera rinvia male Costa, serve Gazzetta che però la spara oltre la traversa, finisce così il primo tempo al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela, Promende 0, Città di Villafranca 0, tra primo e secondo tempo un cambio dei biancoverdi, esce Costa, dentro Visconti, un centrocampo che ragiona di più e che prova subito a mandare in avanti gli attaccanti, da Malan per Yakubu, tentativo sventato a Bonasera, minuto 47, ancora il Città di Villafranca che va vicino al gol sugli sviluppi di un tiro da fermo, Cordi ma cade a terra dopo un contatto, protesta ma non c'è nulla, minuto 57, la palla in zona offensiva dove Soué riesce a trascinarsi in avanti, poi il sinistro termina fuori, minuto 63, dentro la vecchia, fuori Marco Libro, al 62esimo la Promende col calcio di punizione affidato al mancino di Cambria, si perde di poco alto, minuto 65, Romeo dalla sinistra mette il pallone in zona Yakubu che la trova tutto solo in area, la controlla, rallenta però troppo il tentativo di giocata, recupera la difesa, minuto 68, Cambria in area di rigore dopo aver saltato un avversario, c'è un atterramento presunto tale anche in questo caso per il direttore di gara, non c'è nulla, si prosegue, tocca a Di Vincenzo, fuori Yakubu, 72esimo, punizione di La Vecchia tra le braccia di Bonasera, al 74esimo arriva il gol della Promende, il tentativo di colpo di testa a servire Cambria è quello giusto, Cambria salta l'avversario e col sinistro la imbuca all'angolino più lontano, 1-0 dei locali, minuto 77, Gazzetta su calcio di punizione non trova il pareggio, minuto 80, tocca a Ruggeri al posto di Romeo, 84esimo, da Malan a sinistra per Guccione, cerca il tentativo di tiro cross, non arriva però Di Vincenzo sul secondo palo, minuto 89, nel finale la Promende avanza e trova i gol che chiudono la partita, del Bella per Soué, dal fondo su Cambria, il controllo in area di rigore, salta l'avversario e col sinistro la mette sul palo più lontano, doppietta per Cambria ma non è finita, 92esimo, in volata Touré salta ancora una volta il diretto avversario e poi col piattone destro firma il tris, finisce infatti così allo stadio Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela e vittoria della Promende. Dopo il girone B passiamo adesso al girone C. Vince il Giarre Calcio, pareggia il Camarat 1972, permettendo alla squadra di Sebi Catania di essere solitaria in vetta in questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo comunque tutto il tabellino dei risultati domenicali. Nicosia batte San Pietro Calcio 8-1, Serra di Falco batte Santa Venerina 2-0. Casteltermini batte Aragona Calcio 2-1, Giare Calcio batte Villarosa San Sebastiano 1-0, Belpasso 2014 Camarat 1972 0-0, Gemini Calcio batte RSC Riposto 2-1, ha riposato il Santa Domenica Vittoria. E come abbiamo detto poc'anzi, ancora in testa il Giarre di Sebi Catania, eccola qua la classifica, 26 punti per la squadra giarrese, con 24 Camarat 1972, 20 punti Aragona, 19 punti il Nicosia, con 16 Gemini Calcio, con 15 punti Santa Domenica Vittoria Belpasso 2014, 14 punti Casteltermini e Villarosa San Sebastiano, 12 punti Serra di Falco e Santa Venerina, con 8 RSC Riposto, ultimo in classifica il San Pietro Calcio con 1 punto. Bentornato regionale, dopo un mese lontano dal suo stadio condito da 3 vittorie e un pareggio in trasferta, il Giarre torna a giocare in casa e affronta il Villarosa, avversario temibile e vicino alla zona playoff. Gialloblu arrembanti fin dalle prime battute del match, Urso salta con una finta di corpo un avversario, poi alza la testa e va in profondità per Tornitore, posizione regolare, Tornitore entra in area, a contrasto con lo Sala, Tornitore il destro, calcia male. Sinatra spalla alla porta, scarico l'indietro su Urso. Urso in verticale per Tornitore, la sponda verso Dumitrascu, Dumitrascu al volo, ci mette le mani Sienko.
Ancora Giarresi in avanti, Spampinato per Cristaldi, alza la palla verso Paterniti, Paterniti va a contrasto con Losada, grandi proteste del Giarre, si prosegue, allontana lo stesso Losada, poi Spampinato anticipa l'avversario, Barbagallo per Dumitrascu al limite dell'area col sinistro, alto sopra la traversa, ma tante proteste per questo contrasto, Paterniti-Losada, l'arbitro ha lasciato proseguire. Nel finale di primo tempo si fa vedere anche il Villarosa in attacco, Buscemi sulla stessa fascia a destra verso Boyle, cross basso, arriva di gran carriera Bonanno che però calcia alto. Dopo un primo tempo dalle poche emozioni prova a dare una scossa a mister Catania al suo reparto offensivo, effettuando subito 2 sostituzioni, dentro Mongelli e Leotta, fuori Barbagallo e Dumitrascu. Rimessa laterale di Lopez a cercare subito la testa del neoentrato Leotta, poi Medenica alza 2 campanili, si lotta sulla palla vagante, la mette giù Sinatra, poi Bolo ferma, Tornitore gli sradica via il pallone sulla tre quarti, rimpallo, il pallone finisce a Mongelli, Mongelli in area il destro, traversa clamorosa, corner per il Giarre, lo batte Urso, respinge Bo, ancora Urso torna sul pallone, rientra sul mancino, cross morbido all'interno dell'area, allontana la difesa, Sinatra alla conclusione, respinto, Tornitore col tacco in qualche modo, Sienco si salva, Sardo rilancia nella zona di Sinatra, che appoggia di prima per Tornitore, gira benissimo verso Leotta, Leotta affrontato da un avversario, sterza a sinistra, il cambio di gioco per la torre di Mongelli, dentro per Tornitore sotto porta, ma è tutto fermo per fuorigioco, posizione regolare di Mongelli, questa è la posizione dell'attaccante al momento del lancio di Leotta, assalto all'arma bianca dei gialloblu nel finale, Cristaldi all'indietro verso Urso, Urso pressato da 2 giocatori, riesce in qualche modo a salvarsi, poi cambia gioco per Tornitore, posizione regolare, Tornitore all'interno dell'area, Tornitore punta Bo, rientra sul destro, prova la conclusione, blocca Sienco, il Giarre ci prova fino alla fine, anche nel recupero, Urso dentro, allontana Bonanno, la mette giù col petto Sinatra, attaccato da 2 giocatori, Sinatra spezza il raddoppio, grande giocata, cross morbido per la testa di Mongelli che sblocca il punteggio al 91esimo e il gol che vale il primato solitario in classifica. Fabio Mongelli, 4º gol consecutivo, 7º in campionato, il Giarre va in vantaggio. Emozione al cardiopalma fino all'ultimo secondo, il Giarre vince ancora e lo fa ancora nel segno del suo bomber che sigla il gol da 3 punti. Una rete che vale il primato solitario in classifica, visto il pareggio del Camerata in quel di Belpasso. La prestazione odierna ha confermato nuovamente che la squadra non molla mai, a dimostrazione di quanto sia affiatato questo gruppo. Tutti i fattori che saranno fondamentali per il proseguo della stagione, a partire da domenica prossima, quando i gialloblu chiuderanno il girone d'andata del 2024 in casa del San Pietro. Sapevamo di affrontare una squadra fisicamente forte, una squadra che aveva centimetri, una squadra che comunque non combatte, una squadra che aveva anche delle buone qualità, per cui sai, non era una partita facile. Noi venivamo da un mese dove ci stiamo allenando senza un campo grande, difficoltà. Non sono degli albi perché sono gli albi, non fanno parte di noi, però è anche vero che dobbiamo guardare in faccia la realtà e oggi mi porto ancora una volta un atteggiamento, una prestazione dei ragazzi che si sono dannati l'anima per portare a casa 3 punti, l'abbiamo fatto alla fine, questo significa che questo gruppo cresce partita dopo partita, soprattutto nel non mollare mai, questa è la cosa più importante. Poi per carità la giocata la possiamo sbagliare il passaggio, possiamo sbagliare pure il gol, questo di qua no. Poi io non li vado a guardare che questi ragazzi hanno fatto ad oggi un grande girone di andata, lo dobbiamo ancora completare, dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, dobbiamo ricordarci tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio ad oggi, perché ti posso assicurare che non era semplice, non era facile, per cui il merito principale è solo ed esclusivamente dei ragazzi. L'anima di queste squadre è la cosa più importante ed è quello che ci dobbiamo portare a casa. Ora è giusto che i tifosi festeggino, ma ancora io voglio festeggiare alla fine di aprile. Ora abbiamo in testa una partita che non è assolutamente facile, perché il San Pietro Cavenza è vero che è una squadra ferita. Domenica scorsa con Belpasso in casa ha perso solo 1-0, per cui questo ci deve far capire cosa ci aspetterà domenica, che ci dobbiamo andare con la giusta mentalità. Noi stiamo andando avanti per la nostra strada, si fa i complimenti pure a Camerata che sta facendo un grande campionato pure loro, e comunque non dobbiamo dimenticare mai che c'è l'Aragona alle spalle, e il San Giovanni Gemmi sta facendo bene, il Castelterme si è rinforzato, è un campionato difficile, complicato,
che credo che di promozione abbia ben poco, però noi dobbiamo andare avanti per quello che è il nostro percorso. L'ultima in casa dell'anno solare fa rima con maturità. Il Belpasso stoppa il Camarat, da ieri ex prima in classifica, e anzi rischia di vincerla nel finale. A Lucio Marino i biancazzurri salutano con un pareggio a reti bianche il proprio pubblico per darsi appuntamento tra più di un mese, vista la lunga pausa del campionato di promozione. Un risultato che mantiene a sinistra della classifica il Belpasso, pronto a chiudere il girone d'andata domenica a Calascibetta contro il Villarosa, con 2 risultati utili consecutivi alle spalle. Da una prima in classifica affrontata il Giarre 2 settimane fa e nonostante la sconfitta buone impressioni biancazzurre, all'ultima della classe il San Pietro piegato a domicilio una settimana fa, al Camarat affrontato a viso aperto ieri e nonostante i soliti ostacoli da infortuni che hanno costretto il tecnico Dario Suriano a rinunciare prima alla Spina, rimpiazzato a centrocampo da Russo al 25esimo, e poi a Capitan Milizia, sostituito da Lupo alla mezz'ora, subito pronto a entrare nelle intese con Luca e Nicolosi dei dettami di centrocampo per lanciare in porta Binanti. Fermato così da Noto, si prosegue per l'arbitro Mastro Simone di Palermo. Poi per Inserra sfuma la possibilità di battere a rete su combinazioni abbastanza interessanti di Binanti e Luca. La difesa non prende gol da 250 minuti. Di Pietro, assegno a San Pietro a Clarenza nella puntata precedente, è attento su Vizzini. Il tutto è indice di un Belpasso che lì dietro non concede spazi agli ospiti di Cammarata. Insomma, ne nasce un pari equo più che mai alla fine del primo tempo e nel complesso così sarà nella ripresa. Luca prende per mano il Belpasso e su punizione sfiora la traversa. Poi massima attenzione a un certo Carioto lanciato da King. La Rosa risponde presente sul tiro pericoloso del Camarat che al 20° vede annullarsi giustamente un gol di Sclafani per netto fuorigioco. E allora Rieco e gli Etnei che dopo una parentesi a rischio ripartono. Nicolosi fa breccia da destra. Gli ospiti confermano di essere la miglior difesa del girone C di promozione con appena 7 subite in 11 partite. E il Belpasso è secondo a proposito con 8 insieme al Giarre. Insomma qualcosa da primato dal sapore biancazzurro c'è e come. Ma lasciando da parte cifre e curiosità, videocamera ai box dove Binanti lascia per Tirri e Randazzo rileva Nicolosi a cavallo della mezz'ora. L'attaccante del 2007 si dà subito da fare coordinando l'attacco e facendo perno sul Lupo. Sul cross di prima intenzione Inserra sbatte contro un avversario e si procede a riflettori accesi sullo 0-0. Ed ecco la grande chance nel finale. Lu e Lu al lavoro per le punte. Russo sottoporta la manca, Inserra si fa tradire dalla mira. Il Lucio Marino balza in piedi ma è costretto a rimetterli immediatamente in terra. Falso allarme. Quindi Gallo a caccia di soluzioni. Cross da destra che non fa male ad Avignone. E sull'ultimo assalto da calcio d'angolo, prolungato da falsa perna al limite, il play biancazzurro ci riprova da altra angolazione. Parata dell'estremo del Camarat e finisce così, senza vincitori né vinti al San Gaetano. Alla fine il pari può star bene ad entrambe per svariati motivi e diverse esigenze. E abbiamo preparato questa partita come è giusto prepararla, sapevamo che affrontavamo una grandissima squadra, quindi era normale che i toni agonistici erano elevati, partita di gran ritmo, secondo me sono incontrate 2 belle squadre, non perché c'è la mia di mezzo, è stata una partita combattuta da un lato e dall'altro e alla fine un po' di rammarico per le 2 occasioni che abbiamo avuto a fine partita ci può anche stare perché la potevamo portare a casa. Innanzitutto abbiamo cambiato già i primi 25 minuti perché ho dovuto sostituire per infortunio 2 giocatori, La Spina e Milizia. Ho cambiato un po' l'assetto di gioco, poi il secondo tempo ho arretrato Federico Luca, i ragazzi hanno preso consapevolezza delle loro forze e hanno dato qualcosina in più anche a livello caratteriale e di ritmo. E dobbiamo dire che ce la siamo giocati alla pari con una grande squadra, lo ripeto, e faccio i complimenti al Camarat. Abbiamo l'ultima partita, la trasferta di Villarosa, sicuramente una trasferta molto insidiosa, poi abbiamo quasi un mesetto di stop per ricaricare le batterie, recuperare qualche infortunato e magari ripartire in un modo diverso rispetto al girone d'andata.
Chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D, dove il Niscemi Calcio ritorna alla vittoria. Dopo la sconfitta di 7 giorni fa contro la Cicatena, il Niscemi ritorna alla vittoria consolidando la sua posizione di leader nel girone D del campionato di promozione. E questa è la schermata dei risultati. Pro Ragusa batte Santa Croce 1-0. A Cicatena Calcio AC Bonaccorsi 1-1, Atletico Megara batte Vigor Gela 4-1, Niscemi FC batte Gemini Cascordia 3-0, AC Galatea Scicli 2-2, Frigentini batte Città di Canicattini 3-1 ed infine Priolo FC batte Notocalcio 2-0. Sono 5 i punti di distacco tra Niscemi Calcio e la seconda in classifica in questo girone D del campionato di promozione. Parliamo in questo caso del Megara, ma guardiamo la classifica. Niscemi FC 33 punti con 28 Atletico Megara, con 25 Priolo FC, 23 punti Ragusa Calcio, 19 Vigor Gela, con 16 AC Catena e Santa Croce, 15 punti per il Noto, 13 punti Gimini Cascordia, con 11 Scicli e Frigentini, 10 punti AC Bonaccorsi e Città di Canicattini. Chiude la classifica AC Galatea con 9 punti. Dopo la grande vittoria in casa del Niscemi, la Cicatena torna allo Stadio Russo di Via Grande per disputare il derby contro la Cibonaccorsi. Squadra reduce da una vittoria in casa del Santa Croce, una sconfitta contro il Niscemi e un pareggio contro il Noto nelle ultime 3 partite. Biancorossi che prendono immediatamente le redini del match. Corner di Solimene per Carbonaro, la lascia passare per sciuto dal limite. Grande parata di Viola che si rifugia in corner. Ancora calcio d'angolo dunque, lo batte sempre Solimene, stavolta va al centro, non arriva Viola, la palla passa a Napoli sotto porta, miracolo di Romano sulla linea. Sfortunato qui il centrocampista che non trova la via del gol. Basile lotta a centrocampo e porta via il pallone a Romano, lo affida a Crispino che prolunga a sinistra dove c'è Sciuto. Sciuto non sguarda al centro, il cross che diventa un tiro, Viola smanaccia. Magro con le mani, scambia con Basile. Poi va in profondità a cercare Carbonaro, la posizione regolare, lo scatto di Carbonaro che entra in aria. Carbonaro il sinistro, ci mette il piede Viola. Poi Carbonaro, la torre per Solimene, dentro l'area piccola Solimene, respinge Scorciapino. Si scuote la Cibonaccorsi dal difficile avvio, Maesano per Abramo, che allarga sulla destra per Cucuzza, che riesce a tenere in campo il pallone, poi sterza. Grande assist all'interno dell'area per Conti, Conti la conclusione, sfiora il palo. Romano mette rapidamente in movimento Basile che fa scorrere la sfera, alza la testa e va bene in verticale da Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro prova a saltare Viola, Carbonaro si defila e Viola riesce in qualche modo a salvarsi. Dalla bandierina va Asciuto al centro con i pugni Viola, poi Longo prova a coordinarsi a contrasto con Maesano, si prosegue per il direttore di gara, proteste dei catenoti, Maesano parte in contropiede dall'altra parte. Serve Abramo, Abramo gira a sinistra verso Divenuto, Divenuto punta Ranno, il tiro a giro, splendido, Giovanni Divenuto porta in vantaggio la Cibonaccorsi, ma tante proteste della Cicatena per questo contrasto in area di rigore tra Longo e Maesano. Sull'onda dell'entusiasmo gli ospiti continuano ad attaccare con le ripartenze micidiali, anche stavolta con Divenuto che salta un uomo, Divenuto si presenta in aria, prova il destro, respinge Romano. Il secondo tempo si apre con un cambio per i biancorossi, fuori Crispino, dentro Furnari. Catenoti ancora pericolosi sui corner, lo batte stavolta Solimene, verso Napoli che sul primo palo con deviazione non trova la porta. Un'altra sostituzione per Mister Manca, fuori Solimene, dentro Francesco Strano. Minuto 62, calcio d'angolo battuto da Ranno, stretto, i pugni di Viola, poi Magro al volo col destro, splendido, Damiano Magro, il primo gol con la maglia biancorossa, vale il pareggio e 1-1 tra Cicatena e Cibonaccorsi. Adesso si cerca il gol da 3 punti, calcio d'angolo ancora di Ranno, allontanato da Scorciapino, raccoglie Magro, che rimette al centro, deviazione, testa di Giagone, fuori bersaglio. Terzo cambio per i padroni di casa, fuori Magro, dentro Patanè. Continua a insistere con i calci d'angolo la Cicatena, lo batte Francesco Strano, sul secondo palo per Giacone, in 2 tempi Viola. Nel finale si riaffaccia in attacco la Cibonaccorsi, Maesano per Sannè, verticalizza nella zona di Marino, scambia con la Spina la conclusione, i pugni di Romano. E 1-1 il punteggio finale del derby tra Cicatena e Cibonaccorsi. Un punto arriva del rimonte che comunque muove la classifica. Inevitabile rammarico per i catenoti che avrebbero voluto dare continuità al successo di settimana scorsa.
La prestazione difensiva è stata buona perché le occasioni concesse sono state poche, tra l'altro in contropiede. È mancato qualcosa in attacco invece, c'è stata poca imprevedibilità nella manovra. Tutti i fattori che andranno rivisti in settimana in vista dell'ultima giornata del girone d'andata, in programma domenica prossima sul difficile campo del Santa Croce. Dopo la parentesi dedicata al campionato di promozione, chiudiamo la puntata odierna come al solito parlando di prima categoria e partiamo subito con il rullo riguardante i risultati e le classifiche. Mister Orefice, il progetto Bronte 2024 è partito benissimo, siete in testa, dimostrazione che il lavoro fatto quest'estate sta dando già i suoi frutti. Sì, la squadra è stata costruita per tempo, ci sono stati i tempi giusti per strutturare una nuova società che è subentrata a quella che era precedentemente figurava, perché era non più iscritta. E abbiamo una nuova società con due presidenti che sono molto vicini in tutte le nostre esigenze, ci supportano in tutte le nostre richieste e la squadra è stata costruita per fare un campionato importante. Cerchiamo di fare il massimo settimana dopo settimana e poi alla fine dell'anno si vedrà dove saremo. È chiaro che partire bene vi ha fatto senz'altro avere una marcia in più rispetto alle avversarie, però è anche vero che questo Bronte 2024-2025 è costruito proprio per, non dico uccidere il campionato, ma certamente rappresenta un ostacolo difficile per tutte le vostre avversarie. Ma la società ha voluto fortemente strutturare già questa, sia la società prima e poi la squadra, per cercare di fare bene su più anni. È stato contattato
prima di tutto l'allenatore, che è Gianluca Catania, che subito dopo ha chiamato me per collaborare a questo nuovo progetto. Ho detto subito di sì, perché il progetto mi era sembrato subito accattivante, interessante e comunque un progetto importante. E poi chiaramente io sono legato a doppio filo a Bronte, che è la mia città, dove sono nato, cresciuto calcisticamente, e quindi non potevo tirarmi dietro. È chiaro che non ci possiamo nascondere, il campionato che stiamo facendo è un campionato importante. Domenica dopo domenica sappiamo che sarà una battaglia con tutte le squadre. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo e cercare di portare a casa il massimo risultato possibile. Poi ci sono anche gli avversari che sono, questo è un buon campionato, un campionato difficile, e chiaramente avremo anche noi le nostre difficoltà. Per adesso sta andando tutto bene, speriamo di poter continuare. Per chiudere parliamo comunque del passato, una delle società più importanti nel campo dilettantistico. Ritornare al passato con i buoni auspici di questa società è un buon spunto, penso, no? Ma il passato è passato, il Bronte ha espresso nell'ultimo cinquantennio sempre, è stata un'espressione calcistica importante di tutta la provincia di Catania. Rimanere 2 anni senza calcio è stato veramente duro, sembrava così strano non vedere iscritta una squadra di Bronte nei vari campionati. Abbiamo avuto la fortuna di avere questi nuovi 2 presidenti che si sono fatti avanti, che hanno creduto nel riportare a casa una squadra importante, la squadra rossonera. Abbiamo ancora qualche problemino, soprattutto logistico, perché fino adesso ci alleniamo e giochiamo a maletto, perché il nostro campo ancora è in ristrutturazione. Però è chiaro che riportare il calcio a Bronte è stata una cosa importante sotto l'aspetto sociale, prima di tutto, sotto l'aspetto sportivo altrettanto, e speriamo che questo progetto, come sembrano dai presupposti che ci sono, che sia un progetto importante e soprattutto duraturo nel tempo. Con il rullo dedicato al campionato di prima categoria, contenente immagini ma soprattutto classifiche e risultati, chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. La puntata di oggi dedicata principalmente al campionato di promozione, ma abbiamo parlato anche di Serie D e di eccellenza. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con Penalty mercoledì prossimo sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, in diretta a partire dalle 15:20. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.